Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Potere al Popolo. Ho bisogno anche io. Censurato perché parla
di valori. È Povia, la nuova canzone si chiama Arbitro, è appena uscita e noi già la trasmettiamo. E pensate, ho scritto proprio ieri a Giuseppe Povia, gli ho scritto: ti va di farci un minuto di audio con la presentazione del brano e i saluti per i nostri ascoltatori? E lui mi ha risposto al volo. Che bello! Sì, ti giuro, no, è una cosa che mi fa piacere. Grazie Sammy, mi tiri su di morale. Così ha scritto Giuseppe Povia, perché l'avete capito, un Tony F, se lo censurano, lui che parla di violenza sulle donne, e scopo, e faccio, e picchio, eccetera, stracciamento di vesti. Se censurano Povia, che succede da anni, perché parla di valori, parla di Dio, di Gesù, è antiabortista e anche Novax, accidenti, sono tutti contenti. Parliamo sempre dei quotidiani di sinistra. E allora sentiamolo, Povia, che vi saluta. Senti. Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Povia, questa è la mia nuova canzone, si chiama Arbitro. Nel brano mi rivolgo a Dio, il grande arbitro in cielo, attraverso la metafora del gioco del calcio. La dedico a tutti quelli che subiscono ingiustizie da un mondo e da un sistema che parla di uguaglianza e di pietà, ma poi ti entra a gamba tesa e non lo vedono al VAR. Spero che vi piaccia, che vi legga dentro. Per avere questa canzone fate una piccola donazione sul mio sito www.povia.net lasciando anche la vostra mail e in cambio, oltre alla canzone, vi invierò la mia musica. Buona vita a tutti, vi voglio bene, Giuseppe Povia. Grandissimo Povia, e l'invito che Sammy Varin fa a proposito, buongiorno, ben ritrovati su Radio Libertà, sono ancora qui. L'invito che faccio soprattutto alle amministrazioni, ai comuni che ci ascoltano: invitate Povia a cantare nella vostra città. Con il buongiorno rinnovato, certamente potere al popolo, Sammy Varin ancora con voi, con i tanti vostri commenti alla rassegna stampa di quest'oggi, tra poco li leggiamo, ma il commento principale adesso è suo. E già il venerdì a quest'ora arriva e noi come al solito dobbiamo silenziare tutti i social, perché altrimenti ci bocciano, ci scacciano, ci mandano fuori a calci, perché lei dice cose vere. Già, è solo che sui social non le possono ascoltare. È con noi anche quest'oggi Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti. Anch'io censurata con le dovute proporzioni, però come Povia e Cristicchi censurata anch'io. È vero, è vero. Sì, accomunati dal solito destino di chi cerca sempre di perorare la causa della verità, no? Delle verità scomode. Guarda, davvero, e questo riguarda anche tanti nostri ascoltatori che ormai non ci provano quasi più a comunicare, ma questo è un errore. Invece bisogna continuare a dire il proprio parere, perché poi una fonte la si trova, e ad esempio una fonte di informazione, di controinformazione è proprio il nostro canale Radio Libertà. Chiunque può dire il proprio parere inviando un WhatsApp al 340 6709 659, e tra poco li leggiamo, o entrando in diretta formando lo 029294 7222. Ma settimanalmente c'è appunto la Chiara Soldani, che scrive anche su leggifuoco.it e sul cartaceo Fuoco, che ci dà la sua visione della settimana, partendo dalla notizia più brutta, quella che negli scorsi giorni nessuno prendeva in considerazione e oggi sta timidamente arrivando sui quotidiani: il Natale a Gaza, che non lo augureremo a nessuno, perché lì i bambini muoiono nelle tende di freddo. Ma poi certamente qua da noi che cosa succede se non ti vaccini? E c'è il quotidiano La Verità, spero che mi zittiscano anche a me adesso sui social, il quotidiano La Verità, che da qualche tempo se ne occupa di chi non viene operato al cuore perché non ha preso il buon vaccino. E ancora nel Regno Unito facciamo felici cultori della cultura woke, con Mamma Natale per combattere il patriarcato. Mi taccio, basta, vado a prendermi un Alka-Seltzer. La parola a Chiara Soldani.
Ti ringrazio Sammy, hai perfettamente ragione, insomma sono ancora ovviamente vivide insomma le immagini, le sensazioni del Natale che da poche ore ci siamo lasciati alle spalle. Chiaramente a noi non piace il conformismo, men che meno il buonismo, però tante volte insomma si dà troppo peso, troppo valore, anche significato magari a disquisizioni francamente abbastanza ridicole, se sia meglio il pandoro, il panettone, le calorie in più, come smaltire gli eccessi bagordi dei pranzi natalizi, poi però non pensiamo effettivamente a dare più valore a quelli che sono i reportage di una vita reale, una vita che però stentiamo a definire degna di questa definizione, appunto, perché la vita dei bambini di Gaza, e noi chiaramente volgiamo sempre lo sguardo un po' ai più piccoli, ai più fragili, quello è stato un Natale ben poco degno e all'altezza di questa definizione. Si parla riguardo ai bambini ovviamente alla lista dei regali, nuovi giocattoli, magari ci sono anche dei bambini, permettiamoci di dire, anche forse un pochino più viziati, che si sono lamentati perché magari non hanno ricevuto il giocattolo che desideravano. Ci sono dei bambini che invece come sogno, come desiderio, il che è assolutamente assurdo e tremendamente ingiusto, desiderano morire, e a Gaza purtroppo questo accade perché la speranza è sempre meno. I bambini non soltanto hanno vissuto chiaramente un Natale all'insegna della fame, ma anche del freddo, perché nei reportage appunto dalla striscia di Gaza cosa succede? Ci restituiscono le immagini di bambini che dormono sul terreno ghiacciato, perché ovviamente incombe l'inverno e quindi c'è anche questo ulteriore problema. Ci si riscalda a malapena bruciando l'immondizia, quindi siamo veramente a livelli di totale disumanità, e ovviamente le razioni alimentari sono risicate. I bambini che il più delle volte sono anche orfani, quindi sulle loro spalle grava anche il peso di dover gestire magari dei fratellini ancora più piccoli rispetto a loro, e oltrepassati i 444 giorni all'incirca di conflitto effettivo, anche se quella è una situazione chiaramente che è in essere da tempo immemore, insomma il nostro pensiero va appunto a questi bambini, a delle realtà che meriterebbero una disquisizione un po' più realistica e soprattutto profonda, ma che vengono spesso insomma cancellati da questi discorsi frivoli del Natale consumistico, che insomma di Natale effettivamente ha molto molto poco. È chiaro che insomma noi non abbiamo purtroppo il potere di cambiare quella realtà, però è nostro dovere morale, ma soprattutto umano, parlare appunto di quello che accade non lontanissimo da casa nostra e ripeto, Spostati un pelino che ti stiamo perdendo, Chiara. Spostati di qualche centimetro senti, col Sammy? telefonino. Ora va meglio. Oh, perfetto. Appunto dicevo, magari parlare meno di queste crisi di calorie, bagordi da smaltire, e parlare forse un po' di più di questioni che effettivamente non ci riguardano in prima persona, ma che umanamente insomma dovrebbero coinvolgerci senza remore, insomma, e senza distinzione di alcun genere, insomma, politico e quant'altro. Insomma, questi sono discorsi assolutamente trasversali. E ancora caccia ai Novax, questa è una notizia freschissima che è stata riportata ovviamente dalla Verità, ma anche da BioBlue, che è sempre molto attenta per quanto riguarda questi argomenti particolarmente spinosi. Ci troviamo all'ospedale Cattinara di Trieste e appunto un malato cardiopatico che deve essere urgentemente operato al cuore, quindi un'operazione salvavita estremamente importante. Si vede recapitare qualche giorno fa una lettera dall'ospedale che gli dice: si tolga dalla lista d'attesa per l'intervento perché, non essendo vaccinato, non può essere sottoposto all'intervento. È una cosa vergognosa, perché non soltanto parliamo del vaccino anti-Covid e sappiamo che le multe sono state giustamente annullate dal governo, questa è una grande vittoria del governo ed è sicuramente insomma un qualcosa sul quale dobbiamo puntare molto, visto che è un argomento anche coraggioso da affrontare e concretamente insomma da risolvere per quanto possibile. Ma stiamo parlando tra l'altro di un set di vaccinazioni non obbligatorie ai quali appunto il paziente non si è sottoposto, il vaccino antinfluenzale, quello contro l'herpes e il pneumococco, quindi non stiamo parlando neanche di vaccini obbligatori. Questo è un fatto di inaudita gravità ovviamente, perché è ancora caccia a chi non si è vaccinato, e nonostante appunto, come ricordavo poc'anzi,
questo importante passo da parte del governo, c'è ancora chi tratta appunto come degli emarginati, come degli appestati, coloro che non si sono sottoposti al vaccino anti-Covid. Gravissima questa cosa, la lettera è stata recapitata il 19 dicembre, quindi insomma diciamo non propriamente una lettera piacevole a ridosso del Natale, ed è stato negato ovviamente anche il diritto alle cure, quindi visto che spesso si parla di emarginazione, discriminazione e quant'altro, mi piacerebbe che si parlasse di discriminazione effettiva riguardo ad argomenti così importanti come questo, ovviamente, che condanniamo a 360 gradi anche sotto un profilo morale, perché è veramente squallido negare un intervento salvavita a una persona che liberamente insomma non si è sottoposta a questo set di vaccinazioni. E per quanto riguarda invece la solita cultura woke veramente ridicola ma anche preoccupante, la deriva nel Regno Unito sappiamo che ormai è ampiamente superata e avanzata. Mamma Natale per contrastare Babbo Natale. Adesso c'è stata questa nuova moda perché, caro Sammy, a quanto pare Babbo Natale è un potenziale pedofilo. Ci sono delle mamme che hanno strizzato evidentemente l'occhio un po' a questa ideologia femminista che chiaramente insomma presta il fianco alla cosiddetta cultura woke, che dicono siamo molto più tranquilli nel vedere i nostri figli sulle ginocchia di una donna piuttosto che seduti sulle ginocchia di Babbo Natale. E insomma, in chiusura di collegamento dico, il male è negli occhi anche di chi guarda, diciamo la verità, perché va bene, non viviamo in un mondo fatto di puri e di santi e bisogna essere attenti a tutto quello che vogliamo, però insomma vedere del marcio sempre e comunque non credo sia il presupposto per alimentare un mondo migliore. Queste sono diciamo le principali notizie di questi giorni, Sammy, quindi cerchiamo sempre di essere sul pezzo anche purtroppo per quanto riguarda gli argomenti un po' più spinosi, un po' più scomodi da affrontare. E come, altro che sul pezzo, ragazzi miei. Chiaramente la Chiara Soldani tornerà con noi con il nuovo anno e certamente se volete saperne di più il consiglio che posso darvi è sicuro, cercate il giornale Fuoco in cartaceo o semplicemente su internet si fa chiamare leggifuoco.it, altra fonte di controinformazione veramente potente. Chiara Soldani, buone feste, buon anno nuovo, naturalmente buon riposo, semmai anche tu riuscirai a staccarti dalla quotidiana politica, cronaca, facciamo molta fatica anche noi a farlo, speriamo che tu ci possa riuscire. Buon anno nuovo. Speriamo, Sammy, l'augurio di cuore anche a te ovviamente, ai tuoi cari, a tutti quanti, e grazie, insomma, speriamo in questi giorni di festa ma anche di sana riflessione. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Grandissima Chiara Soldani, ti arrivano anche i saluti, i complimenti dei nostri ascoltatori. Intanto naturalmente le agenzie sono riprese le ricerche sul Gran Sasso dei due dispersi. Il bel tempo ci fa sperare, ora attivi anche gli elicotteri con il sonar. Chissà mai davvero in un miracolo, ma intanto certamente la brutta cronaca, morto per le ferite il soldato nordcoreano, catturato da Kiev. L'Azerbaijan Airlines sospende i voli verso 7 città russe. In Corea del Sud l'impeachment anche per il presidente ad interim. E poi naturalmente si parla di cosa possa essere accaduto al jet precipitato, il missile, l'allarme a Mosca, il volo dirottato lontano. Sul sito del Corriere si parla anche dello stop ai motori a benzina e diesel. L'Unione Europea dice il regolamento si rivede nel 2026. Ma diceva, che se nicchiano, posso dire che nicchiano, una sensazione certamente. Appuntamenti da non scordare targati Lega, signori, e ce n'è uno che forse non conoscete, ma se siete della Bergamasca non potete non conoscerlo, perché a Palazzago, in provincia di Bergamo, la fine dell'anno, il 31 dicembre, la si fa con la Lega. Soca Capodan, si chiama così, So Capodan, va bene? Cioè praticamente il Capodanno
con la Soca Fest, che è una storica festa proprio della zona, in quel di Palazzago, a 2 passi da Pontida, in provincia di Bergamo. Se ancora non avete deciso cosa fare a Capodanno, se siete leghisti celoduristi o semplicemente volete stare in compagnia, con 70 euro c'è un bel appuntamento proprio per la notte di Capodanno, un menù con portate di carne e di pesce, musica e danze, premi e sorprese, menù ridotto per bambini, dove? Presso l'area feste, in via Annunciata, in quel di Palazzago, in provincia di Bergamo. Struttura naturalmente riscaldata, serviti ai tavoli imbanditi per l'occasione, sedute comode, si specifica anche, e scusate, ma qui c'è un menù lunghissimo. E che cavolo, vabbè che è certo, sono 70 euro, l'ultimo dell'anno è l'ultimo dell'anno, però vi faccio un esempio del menù. Aperitivo, piccoli stuzzichini, tramezzini farciti, pizza e focaccina della pasticceria Pina, accompagnati da cocktail della casa. Gli antipasti di pesce, insalatina di mare tiepida, carpaccio di spada affumicato all'olio e limone, tartini al salmone dei mari del nord, acciughine all'olio e prezzemolo, antipasti di terra, prosciutto crudo stagionato in Val di Scalve, oh Bergamo, ancora più su, salame nostrano della Val Borgogna, crostini con patè di carciofi, caprino di latte vaccino con spezie e aromi, trancetti di branzidop. Primo piatto di pesce, calamarata allo scoglio. Primo piatto di terra, bauletti ripieni di zucchine, caprino e basilico. Secondo piatto di pesce, filettino di orata ai pomodorini e basilico accompagnato da fagiolini dell'orto al burro. Secondo piatto di terra, roast beef con rucola e scaglie di grana, assaggio di arrosticini alla griglia, il tutto accompagnati da patate duchessa al forno. Ragazzi miei, qui già da oggi non bisogna mangiare, per fare il Capodanno a Palazzago già da oggi dieta. Dessert con panettone della pasticceria Pina o Pandoro, serviti con golosissima crema. I vini, c'è il rosso scarafato della cascina Brughiera, uve Cabernet Merlot, il bianco scarafato vivace Pro Dry della cascina Brughiera, e poi naturalmente panettone Pandoro con la Glera Brut bollicine della cantina San Martino e il Cuvée Vittoria Gran Moscato di Casa Collè. All'una circa dell'1 gennaio 2025, benaugurante cotechino con le lenticchie. Allora ragazzi, io non so se ci sono ancora posti, ma se mi ascoltate in diretta, io un colpettino di telefono per partecipare alla So Capodan in quel di Palazzago in provincia di Bergamo, un Capodanno con la Lega, ma non solo, ci mancherebbe altro, glielo farei. Ci avete una penna? Vi do il numero di telefono: 392 68 51 516 392 68 51 516 per partecipare al Capodanno in quel di Palazzago in provincia di Bergamo, So Capodan, e chi abita in zona ben lo conosce perché è una delle grandi feste che la Lega organizza durante l'anno. Altri eventi sul territorio, signori? Beh, chiaramente, insomma, in questi giorni un po' di riposo lo fanno un po' tutte le sezioni della Lega, ma per i curiosi posso dirvi che sì, il generale Vannacci ha già annunciato il suo bagno del primo dell'anno, ma il 2, dopo che si è ripreso dal bagno bello fresco, giovedì 2 gennaio 2025, Vannacci sarà alle 20:15 al Grand Hotel Regina in Largo Roma a Salsomaggiore Terme, naturalmente per presentare i suoi libri, ma anche insomma semplicemente per fare la vostra conoscenza. Giovedì 2 gennaio ore 20:15, generale Roberto Vannacci, Largo Roma, Salsomaggiore Terme, Grand Hotel Regina. Bella idea incrociare l'europarlamentare indipendente della Lega. Mercoledì 8 gennaio, un'Europa diversa, la Campania protagonista, il generale Vannacci sarà a Salerno. Mercoledì 8 gennaio, ore 18:30, presso il Lloyds Bahia Hotel, via Benedetto Croce.
in bella compagnia con altri politici, Cesare Guarini, presidente provinciale, Giovanni Papa, presidente regionale della Campania, Fabio Filomeni, presidente nazionale del suo movimento e naturalmente l'onorevole Bruno Esposito che presiede. Certamente, se siete in zona, un salterellino e lo salutate da parte di Radio Libertà. Ci fermiamo per qualche istante, signori, ma torniamo. C'ho i vostri messaggi da leggere. Chi mi segue, naturalmente, inviate la vostra meditazione sulle notizie del giorno al 340 6709 659. Tra pochissimo leggo tutti i vostri messaggi. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Beh, quando succedono queste cose io sono contento, perché una giovanissima come Gaia Fusani fa un bel omaggio alla musica anni 70-80, uno sconosciutissimo, magari per lei, Umberto Tozzi con la storica Gloria, viene rivisitato e spogliato quasi completamente, in una versione minimalista, ma bella, 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 che mette in rilievo la splendida voce di questa giovane artista che adesso ci manda anche un saluto. Tira sul cursore e sentiamo cosa dice. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà, sono Gaia Fusani, in arte tra poco con il mio nuovo progetto La Gaiaf. Il 2025 sarà un anno pieno di nuovi progetti, pieno di nuove esperienze musicali. Sono molto contenta che apprezziate la mia musica, spero riusciate ad apprezzarla ancora di più quest'anno. Sono molto felice di presentarvi i miei vecchi brani, i miei nuovi brani, quelli che sono usciti da poco come Tardi, Gloria, la mia cover di Gloria è una cover a cui sono molto molto affezionata, un pezzo a cui tengo tantissimo. Siamo in arrivo con nuove esperienze, diciamo, musicali, dato che io vivo in Spagna, in spagnolo, in italiano. Sto facendo un po' un nuovo progetto dove adoro sperimentare, quindi dove sperimenterò tanto con nuovi generi, nuove cose, nuove lingue, nuove collaborazioni. Quindi un bacio, un saluto, un abbraccio grandissimo da La Gaia a Radio Libertà. Ah, però, avete sentito? Giovane, giovanissima, vive in Spagna, sta facendo un fracco di esperienze musicali, si farà chiamare La Gaia e noi certamente, cara Gaia Fusani, ti seguiamo, ti ascoltiamo, ti trasmettiamo e ti facciamo anche complimenti, anzi, non solo io, ma anche i nostri radioascoltatori. Sì, adesso abbiamo tempo, fino a mezzogiorno, Signore e signori, sono completamente vostro. Se volete entrare in diretta con Sammy Varin su Radio Libertà potete chiamare in onda 02 92 94 7222 per commentare notizie del giorno o anche semplicemente con un messaggino WhatsApp al 340 6709 659, partendo naturalmente da tutti coloro che ci amano e che hanno deciso di aiutare la nostra redazione con un piccolo bonifico da 5 euro sul conto corrente postale 3767 1294 3767 1294. Maria, Luca, Giovanni, e ce ne sono tanti di nomi, grazie davvero, bastano 5 euro per fare felice Sammy Varin, ma soprattutto per potenziare la nostra redazione. Lo potete fare anche comodamente da casa con la carta di credito facendo un giro sul sito radiolibertà.net, sbirciando la nostra controinformazione, perché forse non lo sapete, noi siamo una radio, siamo anche una televisione, ma siamo anche un sito di controinformazione con belle meditazioni sugli argomenti più importanti e normalmente i pensieri che mettiamo su questo sito non li trovate facilmente sugli altri quotidiani. Dicevo, sul sito radiolibertà.net cliccate Sostienici e voilà, con una carta di credito i 5 euro, non ne voglio di più, non ne voglio di più, li potete tranquillamente inviare a Radio Libertà. Ci sono i WhatsApp, certo, mamma mia, quanti devo capire dove ci vuole portare questo qua. Allora, il biondo siciliano non sfonda perché troppo maschio per sta società di froci. Saluti e buon anno, ci scrive l'omofobo Enzo. Non so a chi possa mai... di chi sta parlando questo? Il vero Islam è questo: ci odiano e ci vogliono morti e noi godiamo. Capisci che uno che si sveglia la mattina è appena passato Natale con questi pensieri, caro Enzo, ti vogliamo bene, ma mi raccomando, dai, orsù. Ottimo Paolo Del Debbio, ve lo siete perso, l'ha intervistato questa mattina il nostro direttore Sallusti, lo ritrovate sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Sempre molto interessanti le tue interviste, un caro saluto e buon proseguimento per questi giorni di festa, ci scrive Battista. E ancora tra i WhatsApp che stanno arrivando al 340 67 09 659
Oggi è San Giovanni, buon onomastico, è vero. Porca cane, a furia di pensare al lavoro, non abbiamo fatto gli auguri a Giovanni Sallusti, che oggi trovate sul Libero con un editoriale bellissimo. Fammi prendere una chiamata, 0292947222. Pronto? Pronto? Uela! Pronto, ciao Sammy! Ehi! Ciao, mi riconosci sempre, ecco, Ma da intanto volevo fare un saluto a te, a tutti quanti di Buon Natale, Sì. ecco, e poi anche buon anno, ecco. Grazie. Questo volevo dirti, la notizia più importante che noi dobbiamo tenere nei nostri cuori come leghisti è la soluzione di Salvini, è questa risposta importante che abbiamo tenuto a questa battaglia, che è una battaglia di libertà che vale per tutto il paese e non solo per l'Italia, una conquista di libertà. Ecco, questo volevo infondervi nei vostri cuori. E adesso, perché volevano spegnere questa voce della Lega, ma la Lega oggi è sempre più forte, perché è forza di libertà. Questo dobbiamo mantenere. Grazie a tutti, buon anno, viva la Lega, viva tutti quanti i nostri cuori! Grazie caro, un abbraccio, un po' giù di voce quest'oggi, però certamente noi non moriamo mai, noi come Radio Libertà, ex Radio Padania Libera, si vive, poi magari c'è Sammy Varin che vi chiede le 5 euro, ma si va avanti finché non ci staccano la corrente, non ci fermiamo, e anche quando ce la staccano abbiamo qui un po' di batterie, insomma, chiaro. Con il vostro entusiasmo, voi leghisti ceroduristi, voi del centrodestra, ma anche voi che non votate né Lega né centrodestra, ma avete capito insomma che a volte certe cose bisogna dirle anche se danno fastidio, si va avanti alla grande, sempre auguri, ma in finanziaria. Quando caleranno le assurde tasse sulle pensioni maturate da importi ampiamente tassati? Amen, ci scrive Maurizio. No, non bisogna malmenare i medici, meglio togliergli lo stipendio. Qua ci sono, oltre che gli omofobi, i razzisti, i fascisti, e ci sono quelli che odiano i medici. È un mistero, questa è una cosa misteriosa. Messaggio WhatsApp al 340 6709 659, ce n'è uno anche audio. Sul cursore Andrea, sentiamo che cosa dice questo qua. Buongiorno Sammy, qui dalla Germania come sempre, il tuo Salvatore. Senti qua, volevo solo sapere, ma il divieto di fumo è esteso anche per chi fuma le canne? Domanda? Solo non questo. lo so questo. Buona giornata, buon proseguimento e buone feste. Sempre da Salvatore. Ciao. Un abbraccio Salvatore, un abbraccio a tutti gli italiani all'estero, tramite il sito radiolibertà.net o con la nostra app ci seguite tranquillamente in tutto il mondo. Bella domanda provocatoria quella del nostro ascoltatore. Intanto qui a Milano, insomma, bisogna organizzarsi, si fuma certamente, ma a 10 metri, a 10 passi l'uno dall'altro. C'è Clara, qui in Valtellina si vedono che ci sono 2 linee di aerei dove ogni minuto passano degli aerei nel senso inverso, poi a noi ci obbligano a cambiare la macchina, oppure arrivano a vietare i peti delle mucche, veramente un mondo al contrario. Clara da Sondrio che vede gli aerei che vanno avanti e indietro e scommetto che lasciano anche delle scie. Sammy, magari qualcuno non sa che sulle app della radio se pigi canali diventa una TV e si può vedere il tuo faccino. Oh Pietro, perché hai detto questo segreto? PS, con l'app si può fare bonifici? Oh Pietro, mi sa di no, te che resumo. Grazie però per avermi sputtanato. No, nel senso, uno non lo dicevo, no? Con l'app di Radio Libertà si può ascoltare Radio Libertà, però c'è un bottoncino che tu schiacci e puoi scegliere tra radio e TV. Se schiacci TV, porco cane, ti salta fuori il semivariname. Non me l'aspettavo questa cosa. Oggi sono vestito bene, guarda, mi alzo anche in piedi, attenzione. Collezione autunno-inverno, semivarin, modello camicia fuori, da discoteca la camicia, questa l'ho usata per ballare in discoteca, maglioncino, modello posso parlare anche su qualche importante televisione, crapa pelata la fai turtei, però neanche tanto, qualche peluzzo per far vedere comunque che i capelli ce li ho, ma li tengo corti. Mio padre me l'ha insegnato, che l'ho preso un po' troppo alla lettera.
Vabbè, comunque sì, grazie per averlo ricordato. Se scaricate dall'App Store, cercate Radio Libertà, scaricate gratis l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, te l'ho detto, la figata è che in qualunque momento schiacciate l'icona e parte Radio Libertà, quindi l'ascoltate o con l'altoparlantino del cellulare o se vi mettete le cuffiette o gli auricolari direttamente potete andare in giro per Milano, ascoltate. Fate attenzione che poi non sentite più i rumori se vi passa un'auto di fianco, capito? Attenzione. Ma il bello è che sull'applicazione potete schiacciare anche TV. Chiaro, il faccione di Sammy Varin, quando l'avete visto per 5 minuti, basta e avanza. Ma siccome noi trasmettiamo anche contenuti durante la rassegna stampa, tutte le prime pagine, molto spesso ci sono fotografie, filmati, eccetera, è un qualcosa in più, è un qualcosa in più. Diciamo che è una radiovisione, come la chiamiamo noi, Non siamo una vera e propria televisione, ma siamo una radiovisione. E comunque, se volete aiutare Radio Libertà con un bonifico, sul sito radiolibertà.net cliccate Sostienici e i 5 euro possono arrivare. Io sono più per la posta, il famoso conto corrente postale 37671294, storico, lo davamo ai tempi di Radio Padania Libera, è sempre il migliore. La Salis, questa Salis qua ce la sogniamo di notte, perché è attiva più che mai, ragazzi. Ha fatto 2 chilometri fuori da casa sua e è andata in carcere a Monza, però poi è uscita. La Salis ha fatto la visita alle carceri pensando, ci potevo essere anch'io, ma che fortuna. Gio, sta attento, non tanto a lei quanto al papà della Salis che ha la querela facile. Cosa c'entra far votare i magistrati e giudici in genere se loro rivendicano il fatto di essere indipendenti al di sopra di tutto e di tutti? E allora basta, togliamo il diritto al voto di lor signori e sia finita. Abbiamo degli ascoltatori infervorati. Lorenzo da Como. Buongiorno Sammy, ieri ho ascoltato un'interessante omelia di un parroco di provincia. Ha analizzato gli attacchi ai valori cristiani a partire dalla tradizione del presepe nelle scuole. Oggi ne parla il nostro direttore Sallusti sul Libero. Sempre più osteggiato alla vita da parte dell'aborto, alla famiglia, l'attacco alla famiglia tradizionale, tramite la consacrazione di famiglie con coppie dello stesso sesso, alla natura, l'attacco alla natura, tramite la possibilità di poter scegliere il sesso da parte di ciascun individuo. Questo prete di provincia ha individuato come ragione principale di questi attacchi il pensiero relativista, che io definirei anche egocentrico e individualista. Ha parlato anche di rispetto dei nostri valori da parte di chi arriva nel nostro paese. Direi che non mi sono annoiato. Buone feste natalizie a tutti gli ascoltatori. E Lorenzo, facci sapere che parroco è, che prete di provincia è, dove si trova, che a parte venirlo a salutare, ma lo veniamo ad ascoltare, perché uno che dice un'omelia così, dico che sarebbe anche da intervistare. Solitamente non si vogliono fare ascoltare più di tanto da radio e televisioni, perché poi arriva la telefonata da parte di qualcuno. WhatsApp, quelli che mi state spedendo al 340 6709 659. Ilaria, vai da Putin che ti sistema e ti dà anche l'olio santo, si intende naturalmente, perché siamo sotto Natale. WhatsApp, la Salis era più carina, brutta, perché abbiamo la babba Salis, abbiamo detto, no, era più carino Salas, lui faceva gol. Brutta anche la Rackete con quei peli sulle gambe. Ecco, questa cosa dei peli della Rackete io non ho ancora capito se era un fotomontaggio oppure no. Qualcuno di voi ne sa qualcosa, perché oggi, lo sapete, con l'intelligenza artificiale dobbiamo credere a tutto, sembrano cose vere ma non lo sono. I peli sulle gambe della Rackete hanno fatto scalpore, ma poi nessuno ne ha più parlato, o avevano paura che chiaramente la Rackete si incacchiasse. Però se uno c'ha i peli sulle... Ma quanti articoli abbiamo letto in rassegna stampa che va di moda la donna pelosa, peli sotto le ascelle, donna baffuta, ti giuro, ma sui giornali belli importanti, è una moda che sta tirando alla grande. Ciò non vuol dire che voi dovete cominciare a farvi crescere i peli, care donne celoduriste all'ascolto, però Silvio da Torino ci dice buon anno senza quelle due.
ognuno giustamente ha i suoi gusti e un po' di peli comunque ci vogliono, secondo me. Mario Biondi, una tortura, ci scrive Cesare. Ma perché? È uno dei pochi italiani con una voce che penetra in tutto il mondo, lo dico io, però ognuno ha i suoi gusti. Signor Sammy, donna pelosa sempre piaciuta. Non era donna pelosa, donna virtuosa? Ma chi mi scrive questo messaggio? Donna o uomo fu? Il cantante biondo e siciliano e ha più di 10 figli, calalo in questa società, non sono omofobo ma pratico. Io continuo a pensare che questa cosa, con chi ce l'avete? Dico, faccio finta di non capire. Buongiorno Sammy, dopo aver svuotato tutti gli arsenali, migliaia di morti, paesi distrutti, mondo inquinato, forse cessano le guerre? Proprio non si potevano evitare? Effettivamente, sì, donna barbuta sempre piaciuta. Guardate che non sto mica scherzando, è una moda, ragazzi miei. Se vostra moglie e vostra figlia si faranno crescere i peli sotto le ascelle, sulle gambe e anche un po' di baffetti, non gli potete dire più niente. Grazie per gli auguri, italiani all'estero. Certo, grande lancia spezzata per tutti voi italiani padani all'estero, da quelli che sono andati qua vicino, Spagna, isolette varie, a quelli che ci seguono dall'altra parte del mondo. E sapete che su queste frequenze c'è anche molto spazio per queste persone che da una parte hanno una nostalgia gigantesca per l'Italia, dall'altra parte sono belli tosti anche politicamente. Che faccio? Mi fermo? Sì, dai, ci fermiamo per una manciata di minuti, prendo fiato, ma vado già a salutare gli ospiti che stanno riempiendo la redazione di Radio Libertà. Perché? Perché a mezzogiorno parte la trasmissione del venerdì ore 12, cioè Musica Indipendente. E oggi Musica Indipendente abbiamo 2, anzi 3 omaggi da parte dei nostri ospiti. Il primo con uno psicologo, cantautore, musicista, polistrumentista, songwriter e pure autore, perché ha appena scritto un libro. Sto parlando di Marco Moraca, che stiamo già seguendo perché fa dei pezzi molto interessanti, profondi, e si sente che sono scritti da uno psicologo. Arriverà poi intorno alle 12:25 Massimo Moletti, presentatore, autore, attore TV, opinionista, scrive tutti i giorni lettere che vengono pubblicate qua e là dai giornali più importanti. Ma alle 12:30 arriverà anche il baritono e cantante d'opera Roberto Lovera, che torna in Italia solo per le vacanze, ma è perennemente in giro per il mondo in tournée. Che dirvi se non restate lì, ci sentiamo subito dopo le ore 12. Avete ascoltato Potere al Popolo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.